Don Andrea, pronti a partire? Qual è il clima sul pullman? Ma il clima di grande entusiasmo, siamo pronti a partire. Stamattina il gruppo di Lavagna era già bello carico, pronti per questa bellissima esperienza del Giubileo dei Giovani a Roma e l'incontro con Papa Leone. Giada, pronta per partire per Roma? Sì, sembra una bella esperienza insieme al nostro Don e anche per vivere insieme il Giubileo. E oggi poi attraverseremo la Porta Santa, quindi sarà un momento speciale e sono pronta. Ecco. A Roma insieme al gruppo com'è il clima? Siamo carichi e un'altra esperienza insieme, ormai diversi anni che siamo sempre noi e si aggiungono nuove persone. È bello fare esperienze così insieme, di fede, di divertimento e così. Eccoci qui, siamo quasi a Roma, siamo fermi per la pausa pranzo insieme ai gruppi della nostra diocesi. Sicuramente c'è molta attesa per l'arrivo nella capitale, dove vivremo tra poco il primo gesto di questo giubileo, che è il passaggio della Porta Santa. Innanzitutto siamo qui con Bianca, educatrice del gruppo di Rivarola, Graveglia e Paggi. Quali sono le attese tue e dei giovani? Allora, innanzitutto di incontrare il Papa per la prima volta e di trascorrere dei giorni insieme e di fare un po' di festa. Anche per i giovani più grandi, comunque, come te, il giubileo ha un significato importante. Sì, tanto ritorno da adulta, perché l'altra volta ero una ragazza e questa volta sono adulta, accompagno i ragazzi e quindi altre responsabilità. E poi anche desideri, pensieri da ragazza adulta ormai e sono felice di scendere e di vivere questa esperienza di nuovo. Sofia, invece, per te, insieme al tuo gruppo, siete delle superiori, quali sono le attese per questi giorni? Allora, sicuramente anche noi per incontrare il Papa, ma anche proprio la condivisione, stare tutti insieme e poi ci conosciamo più o meno tutti fra di noi ed è sempre un'occasione stare insieme ed è veramente bellissimo e devo dire che ero tutti molto entusiasti e felici, non vedevamo veramente l'ora, anche abbiamo fatto i preparativi, siamo veramente prontissimi e vogliamo viverla al meglio. Sicuramente, come dicevi, è stata anche preparata, per cui ci sono stati diverse settimane, già da mesi avete deciso di venire. Sì, non solo negli incontri, proprio dove abbiamo iniziato già a parlare del tema della speranza, ma anche precedentemente a preparare non solo l'occorrente, ma proprio a prepararci noi ad entrare tra virgolette nel mood del giubileo e ci hanno veramente preparato al meglio. Un altro giovane delle parrocchie di Lavagna, anche la maglia personalizzata, il mondo ti aspetta. Perché hai scelto di venire al giubileo? Perché ero molto interessato da questa esperienza e mi sarebbe molto piaciuto, mi piace venire perché ho anche la compagnia con cui sono, mi aspetto grandi cose da questo giubileo. Matteo, perché hai scelto di venire al giubileo? Sicuramente per stare in compagnia dei miei amici e anche per incontrare Paolo.
Grazie. Non Simone, salutati Fazio. Cosa avete fatto oggi? Allora, oggi siamo arrivati in pullman e ci siamo fermati a San Paolo fuori le mura, bellissimo, ampio, abbiamo iniziato a incontrare tanta gente da tutto il mondo e abbiamo attraversato la Porta Santa. È sempre difficile riuscire a trovare il clima giusto, soprattutto con tanta gente, però l'allegria sicuramente è positiva e quindi ti trasmette la voglia di mettertici dentro tutto, e quindi diciamo che è stato un inizio per me e penso per noi per entrare nel clima del Giubileo. Oggi è stata una giornata sicuramente importante, sicuramente che ci ricorderemo tutti noi. Attraversare la Porta Santa è stato un momento speciale a livello spirituale sicuramente, ed è stato bellissimo vedere l'affluenza di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Abbiamo già iniziato a scambiarci i gadget, gli oggettini che ci siamo portati. Io ho questo braccialetto che mi è stato donato da un ragazzo della Burkina Faso e niente, è stato molto molto bello. Mi fermo su tre brevissime cose che io credo tantissime volte i vostri sacerdoti e presbiteri vi hanno detto. I tre momenti del sacramento della riconciliazione. Il primo momento non è il riconoscimento dei propri peccati. Non è questo il primo momento, perché sarebbe un mettere al centro se stessi. Il primo momento per vivere una buona confessione è riconoscere i doni che Dio mi ha fatto in questo periodo,
riconoscere le cose belle che mi ha regalato, riconoscere gli aspetti positivi della mia vita, riconoscere la bellezza del cammino insieme, riconoscere le cose belle. Questo è il primo passo per fare una bella confessione. Non è subito pensare ai miei peccati. Quindi vi invito davvero a riconoscere le cose belle che avete vissuto, ma non solo oggi, ma in questo periodo, magari in questo tempo dall'ultima confessione, che speriamo che non sia 10 anni fa, ma speriamo di no. Le cose belle, i grandi doni, i piccoli doni che voi riconoscete come dono di Dio. Il secondo momento, certo, è riconoscere le cose che mi pesano, le cose che sento che non mi aiutano a crescere, le cose che mi danno fastidio, ma non solo in senso psicologico, ma non mi aiutano a crescere nella mia vita cristiana, nella bellezza dell'essere del Signore, nella bellezza del credere al Vangelo. E il terzo momento è quello di riconoscere che il perdono di Dio è molto più importante del mio peccato. È molto più importante il perdono di Dio che il mio peccato. E quindi il terzo momento è proprio un momento di fede, dire: Signore, aiutami, dammi la forza e la grazia di credere più a te che al mio peccato, perché è molto più facile credere al mio peccato che il Signore mi vuol bene, che si prende cura di me, che è buono, che è vicino a me in tutti i momenti della mia vita. Quanto è importante rinnovare questa professione di fede come l'abbiamo fatta ieri sera in piazza San Pietro. Quanto è bello dire: Signore, tu sei più importante del mio peccato perché mi vuoi bene, ed è questa la cosa più bella che possiamo dire. Ecco, questi 3 momenti della confessione credo che siano davvero i momenti che ci aiutano a vivere con gioia, con serenità e con riconoscenza il perdono di Dio. Si è conclusa poco fa la penitenziale della Regione Liguria. Quali sono le emozioni che porti a casa da questa giornata? Sicuramente il passaggio dalla Porta Santa è stato forse il momento un attimino più emozionante, perché è stato forse un po' l'inizio vero di questo giubileo, perché ha segnato un passaggio da quello che è l'antegiubileo, diciamo, a quello che è proprio il vero giubileo, perché adesso è cominciato veramente. E stasera la penitenziale è stata un po' un momento dove ho tirato fuori delle cose che non mi sarei mai aspettata, e che è stato un po' quasi un parlare con qualcuno, ed è stato forse un parlare anche con un amico. Parlare con un amico nel senso di non sentirmi comunque giudicata e non sentirmi comunque un peso. Mi sento molto più leggera, molto più viva e niente, quindi è stata veramente una giornata molto emozionante. Domani il grande incontro a Tor Vergata con tutti i giovani del mondo e con Papa Leone. Quali emozioni e quali aspettative? Sicuramente tanta emozione, perché lo si vedrà dal vivo, perché finalmente, cioè, dopo averlo visto comunque in TV per un sacco di tempo, vedi finalmente Papa Leone veramente dal vivo. E sicuramente le aspettative che di portarsi veramente qualcosa a casa e di essere comunque delle persone diverse, tra molte virgolette, ma di portarsi a casa comunque quel pezzettino in più che magari prima non si aveva. Sicuramente la curiosità di vedere il nuovo Papa e di sentire le parole che proclamerà, e ovviamente sono molto curiosa anche perché sono andata a Lisbona 2 anni fa e voglio sentire un po' le differenze, ma anche le emozioni che mi può portare questa nuova esperienza. Don Edoardo della parrocchia di Sant'Ippolito qui a Roma ha ospitato un sacco di pellegrini giovani che sono accorsi qui a Roma per il Giubileo. La grande domanda: che cosa vi ha spinto a dire di sì? La gratitudine di essere noi stati accolti tante volte. Ad esempio io ho fatto già 5 giornate mondiali e questo, l'essere stato accolto ti dà una gratitudine immensa. E sapere quello che passa un pellegrino e la gioia di poter ricevere qualcuno ed essere accolti e
far capire questo e far sperimentare questo ai ragazzi della nostra parrocchia è fantastico, infatti sono tutti felici. Che cosa ti porti a dietro da questa settimana e da questi ragazzi? La compagnia è un pezzo di paradiso, questo è un pezzo di paradiso, cioè è sperimentare veramente il cielo. La collaborazione, la stanchezza per un motivo, per un perché, il senso del sacrificio con amore che non pesa, la stanchezza che non è vuota, che non è infertile, vedere tutto questo e sperimentare veramente il cielo è quello che speriamo di vivere tutti quanti. C'è una cosa, una parola da lasciare a questi ragazzi, da consegnare? Certamente la parola viene dallo stesso titolo che ha questo giubileo, la speranza. E la speranza non è qualcosa di vago, di speriamo che me la cavi, che vada bene, no? È una certezza. La certezza che il Signore cammina con noi, ed è questo secondo me la cosa più bella che oggi come ragazzi e ragazze, come Chiesa possiamo dire al mondo: è bello essere cristiani, vale la pena essere cristiani, sono contento di essere cristiani. Quale parola più grande di speranza possiamo dire e dare e donare? Credo che sia questo il più bel regalo che possiamo chiedere al Signore, e anche ringraziare il Papa Leone per tutto il bene che sta facendo adesso alla nostra Chiesa, e di ringraziare anche Papa Francesco, che dal cielo certamente benedirà questo incontro. Un commento personale: quale emozione nel vedere una Chiesa che scoppia di ragazzi della regione ecclesiastica ligure, così pieni, così carichi anche di emozione e di voglia anche incontenibile con tutto quello che ne consegue, con i loro zaini, i loro cappelli, anche stanchi dalla settimana. La sensazione proprio più bella è quella di dire davvero: abbiamo tanti ragazzi e ragazze che ancora vogliono camminare, vogliono crescere, e questo è un segno di speranza enorme. Cioè, al di là di quello che dicono i numeri, ai quali forse non siamo così tanto interessati, ma quello che ci interessa è di vedere ragazzi e ragazze motivati, contenti, felici, che scoprono o che continuano a scoprire la bellezza dello stare insieme. Credo che sia il più bel regalo che il Signore sta facendo alla nostra regione ecclesiastica ligure. Siamo qua in cammino, quasi arrivati a Tor Vergata, la grande area che accoglierà i pellegrini di tutto il mondo. Stasera vivremo la veglia insieme a Papa Leone, domani mattina la messa.
Anche oggi c'è entusiasmo per questo cammino, fortunatamente anche il meteo c'è vicino in quanto c'è qualche nube, quindi non c'è troppo caldo. Sentiamo un attimo qual è l'umore anche dei ragazzi. Abbiamo qua vicino Vittoria. Come sta andando questo giubileo? Sta andando bene, è molto divertente, come me l'aspettavo, è un po' faticoso il cammino, però la compagnia è buona e quindi si va avanti. Ti aspetti qualcosa da Papa Leone? È la prima volta che lo vedo, quindi mi aspetto qualcosa di simile a Papa Francesco. Bene, Esther, invece come stai vivendo insieme al tuo gruppo questi 2 giorni? Ma io molto bene, perché ci sono delle brave persone molto simpatiche, anche l'ambiente, ma anche delle persone sconosciute hanno un bel atteggiamento perché cantano, ballano, suonano. Veramente molto bello, mi sta piacendo. Un po' faticoso, però ne vale la pena. Quello che dice Esther è sicuramente una delle caratteristiche importanti di iniziative come queste, Giubileo, Giornata Mondiale della Gioventù, vedere la fraternità di tutte le persone che si incontrano, sperando che portando a casa anche questo spirito si possa costruire qualcosa di buono nella propria vita. C'è anche Don Emiliano che sta accompagnando i ragazzi della parrocchia di San Giovanni. Come sta andando? Sta andando molto bene, con i ragazzi stiamo vivendo un periodo molto bello di condivisione anche. Ieri sera abbiamo fatto le confessioni, dove è stato un momento anche bello e intimo con ciascuno dei ragazzi nostri che stiamo accompagnando, e in questo periodo anche nel cammino che stiamo affrontando insieme è duro, sì, però è molto bello perché insieme lo si può fare, quindi è un cammino molto bello. Di Tor Vergata, tra poco l'arrivo del Santo Padre Papa Leone, si sente tutto l'entusiasmo dei 500.000 giovani e giovani da tutto il mondo. Chiediamo subito quali sono le emozioni e le sensazioni della giornata. Come sta andando innanzitutto? Beh, sicuramente fa molto caldo, quindi non è semplice, ma molto bello, l'atmosfera è bellissima. Adesso abbiamo appena fatto un giro e scambiato alcuni regalini con le altre persone dalle altre nazioni del mondo, e bellissimo, mi sembra quasi tornare alla GMG del 2023, quindi per me è stata un'esperienza stupenda e così è anche questa. Tra poco l'arrivo del Papa che andrà un po' a culminare questo Giubileo dei giovani, che cosa ti aspetti? Devo dire che questa è un'esperienza davvero unica, in quanto posso condividere queste emozioni con i miei compagni del mio gruppo e con tante altre persone. Tuttavia dal Papa mi aspetto parole di speranza, dato che questa è anche la parola che è stata scelta per questo Giubileo del 2025, e spero che possa infondere in noi giovani delle nozioni che lasciano aperte in noi un lume appunto di speranza, perché trovo che in tempi di guerra ciò sia molto importante. Come sta andando il pomeriggio? Bene, bene, ci stiamo divertendo. Sono appena tornata da un raccogli firme tra gli stati che ci sono presenti, e io almeno personalmente mi sto divertendo molto. Tra poco l'arrivo del Papa, che cosa ti aspetti? Mi aspetto comunque un bel momento, soprattutto di raccoglimento tra tutti i giovani del mondo, e comunque spero di divertirmi e passare un bel momento sia con la mia diocesi che con tutti i giovani da parti diverse del mondo. Very good, but it's really hot in here. Yes, very hot. It was a long walk here. Yes. And you find the first time in Rome? No, my third time, and I will come again. Yes, Rome is so beautiful. Yes. It has lots of monuments, very beautiful. Lots of history. Yes. Da dove venite? Noi da Molfetta, in provincia di Bari, in Puglia. Che cosa vi porta al Giubileo?
La fede ovviamente. Oggi è stata una lunga giornata e che cosa ti aspetti dalla veglia di questa sera? Di non piangere. Non lo so, spero che sia abbastanza riflessiva perché ce n'è bisogno in questo periodo. Primo grande incontro dei giovani con il Papa, quali aspettative? No, è stato molto bello fino ad ora incontrare persone da tutte le parti del mondo, scambiare oggetti, parlare con loro e mi aspetto che si continui con questo approccio ed è molto bello. Domani mattina la messa, che cosa vuoi portare a casa? Sicuramente l'emozione di farla tutti insieme, qualcosa di unico, non è una cosa che accade ogni giorno, quindi... Un saluto! Ciao! Where you're from? Spain. To see Papa León XIV. León 14. And how's going the day so far? So good, a little bit annoying, but so good. I'm tired. So tired, but it's okay. Magnific. Yes. So beautiful. We are faithful to Christ, so we are here united in a community to have a great time with my friends. I think it's a very good opportunity to approach to Jesus Christ, and I'm going to stimulate all my heart to with him. I think it's very good. I think he will send a message to the youth people, to saying them that we have like a mission to send a message to all the people of peace, and we have to do that. Che cosa vi porta al Giubileo? La nostra route scout che abbiamo iniziato prima del Giubileo 4 giorni e poi 4 li abbiamo passati al Giubileo a Roma. A fare delle attività e ora siamo venuti proprio qua da oggi. Noi siamo veramente contenti di essere qua, siamo stanche, tanto stanche, però ci stiamo divertendo, stiamo facendo un bel giretto per esplorare tutto e conoscere nuove persone, quindi siamo veramente felici. Santo Padre, mi chiamo Gaia, ho 19 anni e sono italiana. Questa sera tutti noi giovani qui presenti vorremmo parlarle dei nostri sogni, speranze e dubbi. I nostri anni sono segnati dalle decisioni importanti che siamo chiamati a prendere per orientare la nostra vita futura. Tuttavia, per il clima di incertezza che ci circonda, siamo tentati di rimandare e la paura per un futuro sconosciuto ci paralizza. Sappiamo che scegliere equivale a rinunciare a qualcosa e questo ci blocca. Nonostante tutto, percepiamo che la speranza indica obiettivi raggiungibili, anche se segnati dalla precarietà del momento presente. Santo Padre, le chiediamo, dove troviamo il coraggio per scegliere? Come possiamo essere coraggiosi e vivere l'avventura della libertà viva, compiendo scelte radicali e cariche di significato?
Grazie per questa domanda. La pregunta es, ¿cómo encontrar la valentía para escoger? Where can we find the courage to choose and to make wise decisions? La scelta è un atto umano fondamentale. Osservandolo con attenzione, capiamo che non si tratta solo di scegliere qualcosa, ma di scegliere qualcuno. Quando scegliamo in senso forte, decidiamo che vogliamo diventare. La scelta per eccellenza, infatti, è la decisione per la nostra vita. Quale uomo vuoi essere? Quale donna vuoi essere? Carissimi giovani, a scegliere si impara attraverso le prove della vita. E prima di tutto ricordando che noi siamo stati scelti. Tale memoria va esplorata ed educata. Abbiamo ricevuto la vita gratis, senza sceglierla. All'origine di noi stessi non c'è stata una nostra decisione, ma un amore che ci ha voluti. Nel corso dell'esistenza si dimostra davvero amico chi ci aiuta a riconoscere e rinnovare questa grazia nelle scelte che siamo chiamati a prendere. Cari giovani, avete detto bene, scegliere significa anche rinunciare ad altro e questo a volte ci blocca. Per essere liberi occorre partire dal fondamento stabile, dalla roccia che sostiene i nostri passi. Questa roccia è un amore che ci precede, ci sorprende e ci supera infinitamente. È l'amore di Dio. Perciò davanti a Lui la scelta diventa un giudizio che non toglie alcun bene, ma porta sempre al meglio. Il coraggio per scegliere viene dall'amore che Dio ci manifesta in Cristo. È Lui che ci ha amato con tutto se stesso, salvando il mondo e mostrandoci così che il dono della vita è la via per realizzare la nostra persona. Per questo l'incontro con Gesù corrisponde alle attese più profonde del nostro cuore, perché Gesù è l'amore di Dio fatto uomo. A riguardo, 25 anni fa, proprio qui dove ci troviamo, San Giovanni Paolo II disse: «È Gesù che cercate quando sognate la felicità». È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. La paura lascia allora spazio alla speranza, perché siamo certi che Dio porta a compimento ciò che inizia. Riconosciamo la sua fedeltà nelle parole di chi ama davvero, perché è stato davvero amato. Tu sei la mia vita, Signore, e ciò che un sacerdote e una consacrata pronunciano, pieni di gioia e di libertà. Tu sei la mia vita, Signore. Accolgo te come mia sposa, come mio sposo, la frase che trasforma l'amore dell'uomo e la donna in segno efficace dell'amore di Dio nel matrimonio. Ecco, scelte radicali, scelte piene di significato. Il matrimonio, l'ordine sacro, la consacrazione religiosa esprimono il dono di sé,
libero e liberante che ci rende davvero felici. E lì troviamo la felicità quando impariamo a donare noi stessi, donare la vita per gli altri. Queste scelte danno senso alla nostra vita, trasformandola a immagine dell'amore perfetto che l'ha creata e redenta da ogni male, anche dalla morte. Dico questo stasera pensando a due ragazze, Maria, 20enne, spagnola, e Pascale, 18enne, egiziana. Entrambe hanno scelto di venire a Roma per il Giubileo dei giovani e la morte le ha colte in questi giorni. Preghiamo insieme per loro. Preghiamo anche per i loro familiari, i loro amici e le loro comunità. Gesù risorto le accolga nella pace e nella gioia del suo regno. E ancora vorrei chiedere le vostre preghiere per un altro amico, un ragazzo spagnolo, Ignacio González, che è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù. Preghiamo per lui e la sua salute. Trovare il coraggio di fare le scelte difficili e dire a Gesù: tu sei la mia vita, Signore. Lord, you are my life. Grazie. Si è conclusa con gioia l'esperienza del Giubileo dei Giovani anche per i pellegrini della nostra diocesi di Chiavari. Sicuramente le parole di Papa Leone, che ha messo al centro l'incontro con Gesù, hanno incoraggiato i giovani nel loro cammino di fede. In particolare è stata molto suggestiva la veglia di fronte a quasi 1 milione di giovani. Papa Leone ha indicato la via più vera per vivere la vita, che è quella di cercare di fidarsi di Gesù, di seguire il Vangelo e di poter scegliere proprio partendo dall'incontrare anche l'altro nel volto di Gesù. Ora per tutti i pellegrini ritornati nelle loro case c'è il compito di essere testimoni nella vita di tutti i giorni. Sicuramente il passaggio più difficile, ma anche quello più importante per la loro vita. Poter costruire comunità più fraterne nelle loro parrocchie, associazioni, movimenti, ma anche quando torneranno a scuola, nello sport, essere testimoni di questa bellezza che hanno incontrato. Anita, cosa ti ha colpito di più di questi giorni del Giubileo? Allora, sicuramente mi ha colpito ieri sera la veglia, o comunque anche in generale la notte, tutti insieme a tutti questi ragazzi. Comunque è un evento molto importante e mi ha emozionato tanto comunque vedere così tanta gente, o fermarsi anche semplicemente tra le strade, fermarsi a parlare con ragazzi di altri paesi e conoscere tante persone. Per me la cosa più bella da vedere in questi giorni è stata gli scambi con ragazzi anche di altri paesi
I momenti che ho preferito sono stati quando parlando ci siamo raccontati da dove veniamo, abbiamo firmato le nostre maglie, abbiamo scambiato braccialetti e vedere come siamo uniti tutti quanti per la stessa cosa è una cosa che fa emozionare e che ci rende partecipi oltre che di una comunità anche di un simbolo di fede. Durante l'anno anche tu fai parte del gruppo della parrocchia di Rapallo, e come svolgete il vostro cammino? Allora, io faccio d'aiuto catechista ai figli amati e poi mi occupo dell'oratorio, e durante l'estate per esempio abbiamo fatto i campi. Quest'anno io ho fatto il campo media a Villanoce e cerchiamo di prestare servizio ai ragazzi che speriamo un giorno come noi diventino animatori. Con i ragazzi della vostra età capita a volte anche di parlare di questi temi di fede, di incontro? Sì, soprattutto in questi giorni di giubileo abbiamo parlato tanto della speranza, ovviamente il tema principale, e è bello comunque ritrovarsi con gente della tua età che magari non ti capita fuori, o con altri gruppi di amici, a parlare anche di temi molto importanti e delicati. Irene Annovazzi, educatrice del gruppo della parrocchia di Ribasso a Chiavari, hai vissuto un'altra esperienza insieme ai giovani, cosa ti ha colpito di più di questi giorni? Ma di questi giorni mi ha colpito lo stare insieme, l'entusiasmo dei ragazzi, e comunque hanno voglia di coinvolgersi e di conoscere gli altri gruppi. E poi ovviamente il casino che si crea per le strade, e diciamo che le persone che non sono coinvolte ci guardano tutti strano e sono molto incuriositi. Tu che sei più grande, che già lavori, cos'è per te in particolare, per la tua esperienza personale, cosa ti porti a casa? Ma diciamo che accompagnare i ragazzi in queste esperienze è sempre molto gratificante, perché io l'ho già vissute da ragazza e mi sono rimaste nel cuore, e credo che anche per i ragazzi siano belle esperienze da vivere, per questo mi piace sempre accompagnarli. Carlotta, alla prima esperienza di questo tipo insieme a tanti giovani, cosa ti ha colpito di più? È stata sicuramente un'esperienza speciale, e quello che mi è piaciuto di più è stato incontrare nuove persone e socializzare con loro, scoprire tutte le loro tradizioni e cose che non sapevamo prima di venire qua. Giada invece? A me sicuramente è piaciuto il dormire insieme all'aperto, che è una cosa che non avevo mai fatto, anche comunque la messa del Papa qua tutti insieme, tutto il mondo praticamente, e anche comunque scambiarci dei doni tra magari diverse parti del mondo e capire quali sono le tradizioni, e comunque far capire che ci teniamo tutti. Infatti magari noi della parrocchia abbiamo preparato dei braccialetti e li abbiamo scambiati con gli altri ragazzi, ecco, quindi è stato sicuramente un momento bellissimo. Claudia, hai accompagnato i più piccoli al giubileo degli adolescenti, adesso sei insieme a quelli della tua età al giubileo dei giovani. Anche guardando le due esperienze, ecco, cosa ti rimane di questa esperienza di questi giorni a Roma? Mi rimangono sicuramente tanti ricordi insieme alla mia parrocchia, ma anche a giovani di tutto il mondo, e sicuramente creo tantissimi nuovi ricordi con loro, e anche esperienze che è difficile poi vivere nella vita di questo. Carissimi giovani, dopo la veglia vissuta assieme ieri sera, ci ritroviamo oggi per celebrare l'Eucaristia, sacramento del dono totale di sé che il Signore ha fatto per noi. Possiamo immaginare di ripercorrere in questa esperienza il cammino compiuto la sera di Pasqua dai discepoli di Emmaus. Prima si allontanavano da Gerusalemme intimoriti e delusi. Andavano via convinti che dopo la morte di Gesù non ci fosse più niente da aspettarsi, niente in cui sperare. E invece hanno incontrato proprio Lui, lo hanno accolto come compagno di viaggio, lo hanno ascoltato mentre spiegava loro le Scritture,
e infine lo hanno riconosciuto allo spezzare del pane. I loro occhi allora si sono aperti e l'annuncio gioioso della Pasqua ha trovato posto nel loro cuore. La liturgia odierna non ci parla direttamente di questo episodio, ma ci aiuta a riflettere su ciò che in esso si narra. L'incontro con Cristo risorto, che cambia la nostra esistenza, che illumina i nostri affetti, desideri e pensieri. La prima lettura, tratta dal libro di Coelet, ci invita a prendere contatto con i due discepoli di cui abbiamo parlato, con l'esperienza del nostro limite, della finitezza delle cose che passano. E il Salmo responsoriale che le fa eco ci propone l'immagine dell'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Sono due richiami forti, forse un po' scioccanti, che però non devono spaventarci, quasi fossero argomenti tabù da evitare. La fragilità di cui ci parlano, infatti, è parte della meraviglia che siamo. Pensiamo al simbolo dell'erba. Non è bellissimo un prato in fiore? Certo, è delicato, fatto di steli esili, vulnerabili, soggetti a seccarsi, piegarsi, spezzarsi, e però al tempo stesso subito rimpiazzati da altri che spuntano dopo di loro e di cui generosamente i primi si fanno nutrimento e concime con il loro consumarsi sul terreno. È così che vive il campo, rinnovandosi continuamente, e anche durante i mesi gelidi dell'inverno, quando tutto sembra tacere, la sua energia freme sottoterra e si prepara ad esplodere a primavera in 1000 colori. Noi pure, cari amici, siamo fatti così, siamo fatti per questo. Non per una vita dove tutto è scontato e fermo, ma per un'esistenza che si rigenera costantemente nel dono, nell'amore. E così aspiriamo continuamente a un di più che nessuna realtà creata ci può dare. Sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Di fronte ad essa non inganniamo il nostro cuore, cercando di spenderla con surrogati inefficaci. Ascoltiamola piuttosto, facciamone uno sgabello su cui salire per affacciarci, come bambini, in punta di piedi, alla finestra dell'incontro con Dio. Ci troveremo di fronte a Lui, che ci aspetta, anziché bussa gentilmente al vetro della nostra anima. Ed è bello, anche a 20 anni, spalancargli il cuore, permettergli di entrare, per poi avventurarci con Lui verso spazi eterni dell'infinito. Sant'Agostino, parlando della sua intensa ricerca di Dio, si chiedeva: qual è allora l'oggetto della nostra speranza? È la terra? No, qualcosa che deriva dalla terra come l'oro, argento, l'albero, la messe, l'acqua? Queste cose piacciono, sono belle queste cose, sono buone queste cose. E concludeva: ricerca chi le ha fatte, egli è la tua speranza. Pensando poi al cammino che aveva percorso, pregava dicendo: tu, Signore, eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo, mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità. Balenasti
e il tuo splendore dissipò la mia cecità. Diffondesti la tua fragranza e respirai, e anello verso di te, gustai, e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace. Hermanas y hermanos, son palabras muy hermosas que nos recuerdan lo que decía el Papa Francisco en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud a otros jóvenes como ustedes. Cada uno está llamado a confrontarse con grandes preguntas que no tienen una respuesta simplista o inmediata, sino que invitan a emprender un viaje, a superarse a sí mismos, a ir más allá, a un despegue sin el cual no hay vuelo. No nos alarmemos entonces si nos encontramos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido y de futuro. No estamos enfermos, estamos vivos. There is a burning question in our hearts, a need for truth that we cannot ignore, which leads us to ask ourselves, what is true happiness? What is the true meaning of life? What can free us from being trapped in meaninglessness, boredom, and mediocrity? In recent days, you have had many beautiful experiences. You have met other young people from different parts of the world and from different cultures. You have exchanged knowledge, shared expectations, and entered into dialogue with the city of Rome through art, music, technology, and sport. At the Circus Maximus, you also approached the sacrament of penance and received God's forgiveness, asking for His help to live a good life. In tutto questo potete cogliere una risposta importante. La pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che accumuliamo, né, come abbiamo sentito nel Vangelo, da ciò che possediamo. È legato piuttosto a ciò che con gioia sappiamo accogliere e condividere. Comprare, ammassare, consumare non basta. Abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto alle cose di lassù, per renderci conto che tutto ha senso tra le realtà del mondo solo nella misura in cui serve a unirci a Dio e ai fratelli nella carità, facendo crescere in noi sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, di perdono, di pace, come quelli di Cristo. E in questo orizzonte comprenderemo sempre meglio cosa significhi che la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e più fraterna. Teniamoci uniti a Lui, rimaniamo nella sua amicizia sempre, coltivandola con la preghiera, l'adorazione, la comunione eucaristica, la confessione frequente, la carità generosa, come ci hanno insegnato i beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, che presto saranno proclamati santi. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno
in voi e attorno a voi la luce del Vangelo. Vi affido a Maria, la Vergine della Speranza. Con il suo aiuto, tornando nei prossimi giorni ai vostri paesi, in tutte le parti del mondo, continuate a camminare con gioia sulle orme del Salvatore e contagiate chiunque incontrate col vostro entusiasmo e con la testimonianza della vostra fede. Buon cammino. Questi 3 giorni li ho passati bene. Mi è piaciuto molto di stare insieme con tutti voi. La cosa che mi porto dentro di emozione è che nel profondo che ho visto il Papa anche, e anche che ho fatto tanta riflessione dentro a me stesso, dentro alla mia anima, e capire chi sono veramente, cioè di capire chi sono, che cosa voglio, e capire anche se le scelte giuste le sto facendo veramente giuste o sbagliate. È bello vedere il mondo letteralmente, perché c'erano praticamente un sacco di nazioni, ora non dico tutte perché no, però comunque c'erano veramente decine e decine di nazioni, e quindi vedere che tutti credono nella tua stessa cosa, magari anche in forme diverse, ed è quello proprio il bello. Poi anche il pellegrinaggio e tutto. È stato molto bello ritrovarsi tutti uniti nonostante venissimo da tutto il mondo, e mi ha emozionato molto il fatto di sentirsi a casa nonostante nessuno magari ci fosse mai stato, nessuno si conoscesse, non si parlassero le stesse lingue, e anche tutti i momenti insieme, i balli, i canti, è stato tutto molto divertente ma soprattutto emozionante e unico. Una cosa bella che ti porti da questa esperienza? Allora, innanzitutto è stato bello venire a contatto con persone di tutto il mondo, credenti di tutto il mondo. È stato qualcosa che non capita assolutamente tutti i giorni e che secondo me ne valsa la pena di fare. Mi porto a casa tante esperienze vissute anche con quelli della parrocchia, che comunque è stata un'esperienza per conoscerci meglio, e in generale la messa con il Papa, la veglia, che è stata molto interessante e spunto per riflessioni anche future. Come hai vissuto questa esperienza? È stata un'esperienza molto bella ed emozionante, perché è passato in mezzo a tutti noi, quindi è venuto a salutarci, e è stata la prima volta che vedevo appunto questo Papa, diciamo dal vivo e non in televisione, e è stato molto bello il discorso che ha fatto sulla gioventù, sui giovani, e come ha risposto alle testimonianze che i ragazzi di altre nazionalità gli hanno posto. E è stato molto interessante ascoltare le sue risposte, e mi è piaciuto molto che anche nel linguaggio sia stato diciamo comprensivo, abbia abbracciato un po' tutte le nazionalità presenti e non abbia parlato in una lingua soltanto. Francesco, qual è stata la cosa più faticosa di questi 3 giorni? Allora, sicuramente dormire, perché vabbè, il terreno era quello che era, poi la sera che ci siamo accampati purtroppo ha anche piovuto alle 2 di notte, quindi niente da fare, non volevano proprio lasciarci dormire, però per il resto dai, abbiamo compensato con altre attività altrettanto divertenti, diciamo, più o meno, e niente, poi sì, l'emozione di vedere il Papa è stata enorme, quindi ne è valsa la pena, dai. Verrai a Seul? Vediamo, con calma, vediamo.
Sì, no, dico, si è conclusa l'esperienza e poi do un commento io e poi facciamo. Vai pure. No.